Ed ecco a seguire che apre la sfilata il gonfalone della città di Chiampo, scortato dal suo sindaco Matteo Macilotti. Segue il gonfalone della regione del Veneto e il gonfalone della provincia di Vicenza che, come potete vedere, scortato dal presidente Variati, dicevo, il gonfalone porta i 4 sacrari di Simone, del Pasubio, del Grappa di Asiago. A seguire Vittorio Veneto e Crespadoro, decorati di medaglia. È iniziata così la sfilata triveneta degli alpini di Chiampo, guardando già al 2018 e a Vittorio Veneto. Oltre 30.000 i partecipanti tra penne nere, familiari e tanti cittadini da tutto il Triveneto che si sono ritrovati lungo la Valle Vicentina. Si è rinnovato così l'appuntamento degli alpini del nord-est, con ancora negli occhi la Dunata Nazionale di Treviso, definita da tutti perfetta nell'organizzazione come nella sicurezza, che qui nella vallata, come da disposizione, era stata intensificata con camion ai varchi d'entrata e una forte presenza delle forze dell'ordine, rappresentate da questa squadra di carabinieri che ha sfilato alla fine della manifestazione. Notevole, come si conviene, la presenza di penne nere da tutto il Vicentino, come dal Trentino, già operativo in vista della Dunata Nazionale del prossimo anno a Trento. Come sempre apprezzatissime le rappresentanze delle salmerie con i muli, seppur non più gli storici come i Roso, che continuano a tramandare il legame tra penne nere e i soldati a 4 zampe. A chiudere la sfilata il Labaro di Vittorio Veneto con il sindaco Roberto Tonon, con il consueto passaggio della stecca da Chiampo alla città della Vittoria, designata per la prossima Dunata Triveneta già fissata per il 16 e 17 giugno del 2018. Ecco che si avanza il gonfalone di Vittorio Veneto, medaglia d'oro al valore, che sarà sede della prossima adunata triveneta nel 2018, nel centenario della vittoria.